Ci sono due domande che devi farti se stai cercando di risolvere la tua problematica fisica di dolori cronici, ovunque essi siano. La prima è: quanto credi che la tua problematica sia organica, sia strutturale, che sia qualcosa di danneggiato nel tuo corpo? Quanto lo credi? La seconda è: quanta paura hai quando senti questi sintomi alzarsi repentinamente durante la giornata o durante i giorni? O in altre parole, come reagisci a questi sintomi? Le risposte sono diverse per ognuno di noi. C'è chi dice che in realtà non è sicuro, che la propria problematica è data da un sistema nervoso ipersensibile piuttosto che una problematica strutturale. Capisco che se i sintomi sono molto gravi, molto intensi, è difficile pensare che sia una problematica del sistema nervoso e questo succede per tutti. Questo è un dubbio per tutti. La seconda domanda è sulla tua reazione ai sintomi. Quando noi reagiamo ai sintomi con paura, perché ovviamente non sappiamo da dove arrivano, aumentiamo i sintomi stessi. Quindi andiamo a catastrofizzare quella nostra condizione dicendoci delle storie che non sono vere e questo è un problema, questo è un grande problema perché più reagiamo ai sintomi in modo con paura, con ansia, ci diciamo queste storie che in realtà non sono vere, più questi sintomi continueranno. Quindi se queste due parole, se queste due domande, non parole, non hanno delle risposte congrue verso la guarigione, purtroppo questi sintomi continueranno per molto tempo e si intensificheranno anche perché il nostro sistema nervoso sta imparando a reagire in quel modo. Ecco che quando dico che dobbiamo cambiare in realtà la nostra identità per ritornare a stare bene non è un qualcosa di fantastico, non è un qualcosa di spirituale, è più un qualcosa di neurobiologico, neurofisiologico. Quando noi cambiamo i nostri pensieri, cambiamo le reazioni del corpo. Ovviamente devi sapere veramente dove ti trovi in questa condizione, se parliamo di problematiche organiche o problematiche di natura psicofisica. Nei miei ultimi video ti consiglio di prendere appunti perché dalla prossima settimana usciranno dei video che ti daranno veramente una mano in queste due domande. Ciao!